Eccoci qua, rientrati in studio. Allora, proseguiamo in questa nostra analisi, diciamo, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo. Allora dicevo, la fiducia nei leader. Allora, adesso vediamo, appunto sono sempre dati che sono stati pubblicati e resi noti oggi, sempre di XE, e vediamo appunto la grafica, fiducia dei leader. Ecco qua abbiamo anche il capo dello Stato, allora Sergio Mattarella, 62% quest'oggi, 63% no? Ha perso insomma un punto percentuale, stabile Renzi al 32%, poi abbiamo Di Maio al 25%, guadagna un 2 punti percentuali, guadagna 2 punti percentuali anche Matteo Salvini al 24%, Beppe Grillo resta stabile al 22%, Berlusconi cala di un punto percentuale e il ministro dell'Interno Alfano resta stabile al 10%. Da segnalare che nella lista abbiamo due figure legate al Movimento 5 Stelle, cioè Beppe Grillo e Di Maio. Vediamo anche la grafica successiva, così dopo magari introduciamo anche questo argomento, cioè quale dovrebbe essere la priorità del governo. Interventi per chi è senza lavoro, il 51% degli intervistati ha indicato questa priorità. Poi più fondi a scuola e ricerca, ricordiamo tra l'altro che oggi c'è stato proprio lo sciopero di una parte dei sindacati della scuola che ritorneranno a protestare a fine mese contro la buona scuola. Poi dovrebbe occuparsi della riforma delle pensioni un 11%, e poi altro 19% non sa un 1%. Gori, allora, sicuramente c'è un aspetto legato ai temi che sono stati i cavalli di battaglia di quest'ultimo periodo del dibattito politico, l'immigrazione, la sicurezza, come diceva lei, la legittima difesa, però poi i cittadini, e tante volte ci è capitato anche qua in trasmissione, effettivamente tanti che telefonano, tante persone, cinquantenni, sessantenni che restano senza lavoro, e qua in queste priorità che indicano per il governo c'è chi è senza lavoro e la riforma delle pensioni. Allora, prima si accennava un attimino anche al governo, lavora bene, lavora male, ciascuno lo vede dal suo punto di vista, però io vorrei attenermi un attimino ad alcuni fatti. Negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda il Veneto, perché questa è la realtà che conosco meglio, si assiste ai cosiddetti suicidi di Stato. Ultimamente non se ne parla più, ma ce ne sono stati 10 negli ultimi 15 giorni, forse perché la notizia fa paura. Per quanto riguarda quindi imprenditori che continuano a togliersi la vita. Esatto, poi basta vedere l'ultimo esempio, senza fare i cognomi, ma vedersi aggrediti ed anche pignorata la casa in un momento di difficoltà economica, vivendo di 200 euro al mese di pensione, arrivare al suicidio, ripeto, suicidio di Stato, a me sembra una cosa un po' pesantina. Qui si vive a livello di governo di marketing, come se il governo fosse un'azienda, e tanto distintivo, tanto per riprendere un attimino una battuta di un film di tanti anni fa. L'andamento delle percentuali, prendo atto di quelle odierne, però secondo me ci saranno ancora molti cambiamenti. Si accennava prima nel fuori onda che soltanto a livello di cambi di casacche, soltanto in Parlamento a Montecitorio ce ne sono state 153 negli ultimi 2 anni. Si assiste a questa... C'è una pratica che è molto sentita dagli elettori, io credo forse anche da entrambe le parti, non ha colore questo. Il problema è che porta sfiducia negli elettori, allontana gli elettori, i cittadini dalla politica, dopodiché far capire che c'è anche una parte sana della politica, perché ci sono dei politici che non sono lì solo per professione, come mestiere, e risulta abbastanza difficile. Io quelle percentuali, ripeto, ne prendo atto, anche se qualcuna a pelle la discuterei, però quelle percentuali relative al PD le vedo abbastanza alte. Prendo atto della perdita di percentuale di Forza Italia, ma quello è percepibile, anche perché all'interno di Forza Italia ormai c'è bisogno di un leader che non sia più Berlusconi. Ha dato tanto, ma adesso c'è bisogno di qualcun altro. Io vedo un po' come le Quindi è d'accordo con quello che diceva il professor Casa, quando diceva qui la destra si deve rinnovare. La destra si sta, tra virgolette, riorganizzando. Diciamo che fino ad oggi forse non ha trovato un punto comune perché c'era il gallo del pollaio che voleva andare più veloce degli altri.
Però io vedrei un centrodestra con il supporto anche di Berlusconi, ma con un forte aiuto tra Salvini e Giorgia Meloni. L'uno che è riuscito a portare dal 4% al 20% un partito, la Lega. Fratelli d'Italia, che ad oggi rispetto ad altri sondaggi è attestato intorno al 4%, però un partito che in piccola crescita, a piccoli passi, ma non cede. Tra l'altro notizia di oggi che l'onorevole Alberto Giorgetti ha aderito a Fratelli d'Italia, quindi è un partito inclusivo. Buon viaggio. Mentre si assiste dall'altra parte, almeno dalle notizie degli ultimi giorni, a una spaccatura della sinistra. Probabilmente Matteo Renzi non era il rappresentante della vera sinistra, tra l'altro neanche eletto, e la sinistra ha sentito questa mancanza, probabilmente l'ha appoggiato fino ad oggi, ma concludo perché poi lascio spazio anche. Però se andiamo a vedere anche un attimino la gestione di Renzi a livello provincia di Firenze, l'ho vissuta perché avevo in quegli anni a Firenze. Matteo Renzi, sindaco di Firenze, tra l'altro notizia di qualche giorno fa, l'UNESCO probabilmente revocherà il riconoscimento come patrimonio dell'umanità della città di Firenze per via di sporcizia, delinquenza e così via. Renzi messo a capo, non si sa come e da chi, di un governo che è, sinceramente io vedo un Renzi di centrodestra e non di centrosinistra, forse questa necessità l'hanno sentito alcuni esponenti del PD e si sono isolati. Io sinceramente vedo ad oggi una possibile guida del centrodestra in cui i maggiori attori fra i tre saranno la Meloni e Salvini, però per quanto riguarda Fratelli d'Italia noi preferiamo vedere prima i programmi e poi decidere chi potrebbe essere l'eventuale leader. Certo. Attilio Mota voleva intervenire. Sì, Cosa voleva... intanto perché nel giro precedente volevo, diciamo, non dico correggere, ma insomma dire la mia su un paio di cose. Naturalmente il partito che io qui rappresento, che poi è stato sondato appunto prima come SEL, cioè è già da tempo all'opposizione, cioè è stato da sempre all'opposizione dopo le elezioni del 2013, perché noi ci eravamo candidati a governare insieme al Partito Democratico in Italia Bene Comune, esisteva il centrosinistra. Dopo le elezioni il Partito Democratico ha fatto un'altra scelta, ha fatto prima un governo con Forza Italia, all'epoca appunto il governo Letta, e poi dopo c'è stato il cambio di leadership e c'è stata la rottura di Forza Italia, l'uscita la nascita del nuovo centrodestra, ma diciamo non è che da parte nostra ci sia una novità, noi siamo stati all'opposizione del governo. Naturalmente c'è una novità invece politica a sinistra, cioè il fatto che dopo alcuni anni, ormai un anno e mezzo di governo Renzi, si è fatto sempre più evidente il fatto che le politiche del governo Renzi, ma questo è rivendicato persino dal Presidente del Consiglio, sono delle politiche che evidentemente una parte di quel partito, dei suoi militanti, anche dei suoi eletti, inizia a considerare non più politiche di sinistra. Io vorrei dire su questo, che peraltro per evitare che questa discussione sia tutta una discussione in politichese, di cui credo che ai nostri spettatori conti poco, siccome giustamente il sondaggio dimostra che cosa? Dimostra che siamo ancora in piena crisi. Cioè, è vero, c'è un piccolo rimbalzo importante. Io non sono fra coloro che godono delle sventure del paese, sono anche in condizione di riconoscere alcune scelte giuste che ha fatto il governo, per esempio la crescita dell'occupazione, che secondo me scorrettamente viene collegata al Jobs Act, è invece tutto il frutto di un incentivo, dell'incentivo alle assunzioni a tempo delle agevolazioni determinato, che fiscali, però naturalmente fisiologicamente andrà a finire, quindi è una droga, diciamo così, che ha portato su gli incentivi. Ma ci sono delle scelte fondamentali per dare lavoro. Qual è il modo per dare lavoro? Per provare a invertire in maniera sensibile una perdita di posti di lavoro, che non è una perdita di qualche mese, ma è una perdita che ci portiamo avanti da anni, dall'inizio della crisi. Io penso che ci vorrebbe un grande investimento pubblico, cioè bisognerebbe che ci fosse, questo è in parte impedito dall'austerity europea, ma in parte anche dalle scelte sbagliate del governo, che per esempio potrebbe lasciare la tassa sulla prima casa alla fascia più alta della popolazione, e il 15% della popolazione, quel 15% continuerebbe a pagare la tassa sulla prima casa, e quei soldi potrebbero essere investiti in un grande, per esempio, una delle grandi opere pubbliche di cui ha bisogno l'Italia, che non è il ponte sullo stretto di Messina, ma è un grande investimento sulla tutela, la salvaguardia e la manutenzione del territorio, che ogni autunno, ogni primavera, ogni estate ci invece diventa il luogo delle alluvioni, delle frane, delle morti, degli allagamenti nelle città.
un'opera pubblica gigantesca fatta di tante piccole opere che sono in grado di dare lavoro subito, di produrre effetti positivi nella manutenzione del territorio, senza immaginare delle cose fantascientifiche e probabilmente inutili o dannose come il ponte sullo Stretto di Messina. Da questo punto di vista la nostra non è una politica passiamo di qua, di là, il problema è dare risposte ai bisogni dei cittadini, e io credo che quella, la politica cosiddetta keynesiana, ma l'ha fatta persino Obama negli Stati Uniti con un grande investimento pubblico, sia l'unica maniera per far ripartire in maniera significativa la domanda interna, non gli 80 euro che vanno bene ma non sono sufficienti, e la domanda interna, i consumi interni, perché oggi a Tribano, in provincia di Padova, c'è un'azienda in crisi. C'è una multinazionale come la Michelin che sta facendo esuberi, quindi la crisi non è finita. Noi oggi siamo andati a portare la nostra solidarietà, a chiedere anche all'assessore, chiederemo all'assessore Donazzano, come chiediamo al governo, di prendere in mano questa vertenza, ma come questa ce ne sono tante altre, a dimostrazione che non è sufficiente anche la piccola ripresa che c'è a ridare il fiato al lavoro, all'occupazione e al prodotto interno lordo di questo paese. Ci vogliono delle politiche coraggiose. Siccome in questo paese non c'è nessuno che le fa, noi con un po' di ambizione riteniamo di poter rivendicare questa speranza e questa ambizione. Gastaldon, allora, un intervento corposo, un intervento pubblico corposo, come dice Attilio Motta, per far ripartire il paese. È un dato di fatto, le crisi ci sono, e ad esempio anche il fatto che la scuola oggi fosse in piazza, la situazione dei precari, che sono effettivamente sempre più precari, ma qua in Veneto poi le crisi effettivamente anche del lavoro ci sono. Molti poi tra l'altro puntano il dito e dicono appunto che su questa impennata dell'occupazione dietro ci sia appunto lo sfruttamento di queste agevolazioni fiscali, che di fatto poi si tratti anche di contratti a termine. La sua opinione qual è? Quanto è distante la sua posizione da quella di Motta? Beh, è abbastanza differente. Innanzitutto sono sempre solito confrontare i dati. Confrontiamoci sui dati. Da quando è entrato in vigore la legge di stabilità 2015, le assunzioni periodo gennaio-luglio sono 330.000 a tempo indeterminato. Nel primo periodo, primi 3 mesi, quando non c'era ancora il Jobs Act in funzione, 51.000. Quindi queste 51.000 sono quelle con il sistema legge di stabilità, vale a dire con gli 8.000 euro per 3 anni di sgravio. La differenza chiaramente va a, come si dice, incardinarsi con la nuova legge, o meglio il nuovo regolamento sul lavoro, e quindi la mancanza di quell'articolo 18 e quindi entrata in vigore del Jobs Act. Questo sui numeri. Poi fa piacere che ci sia sempre qualcuno che contesta le cose che funzionano. Gli 80 euro sono stati graditi a chi li ha percepiti. Probabilmente è una misura da allargare, da rendere più capiente anche per pensionati, tutte cose che si possono migliorare. Io non sono solito a dire che è tutto sbagliato, sono solito a dire che le cose si possono perfezionare. Da questo punto di vista fare, giustamente per la parte che si rappresenta, un po' di demagogia, dire che non funziona niente, no, i dati oggi dicono che si sta uscendo da un periodo di estrema difficoltà e si esce in modo definitivo. Noi ce l'auguriamo, è ancora flebile, diciamo, la crescita, l'uscita da questa situazione di difficoltà economica. Abbiamo moltissime realtà industriali in stato di difficoltà. Perché? Perché oggi il mondo dell'economia purtroppo si confronta non solo in Italia con i consumi interni. Sappiamo che oggi moltissime aziende italiane stanno andando molto bene. Perché? Perché lavorano con l'estero. C'è un cambio di pelle dell'industria, c'è un cambio di pelle anche dello stesso artigianato. Abbiamo degli imprenditori che riescono a competere, voi per la loro storia, per la loro capacità, ma anche per il settore stesso che li vede oggi impegnati. Purtroppo voler oggi dire non funziona o funziona tutto non è nessuna delle due la ricetta corretta, bisogna analizzare i dati. Io dico che no, ma dire che gli 80 euro... No, gli 80 euro ho detto che non sono sufficienti. Non sono sufficienti, ma è una misura anche questa. La misura degli sgravi andava bene, e tu mi stai dicendo, ci diamo del tu, sì, prego. Che mi stai dicendo che
c'è stato ma non è che nei mesi successivi non ci siano più stati gli sgravi, cioè 50.000 quando c'erano solo gli sgravi, poi sono intervenuto anche il Jobs Act. La progressione indotta dal Jobs Act è nei numeri, se andiamo a vedere vero, anche quelle che sono le assunzioni con il nuovo contratto, sono molto maggiori rispetto al trend che c'è nei primi 3 mesi. È solo un merito del Jobs Act? No. È un merito anche di un'economia che ha ripreso a correre rispetto ai primi 3 mesi. Quindi nessuno ha la soluzione ottimale per una situazione di difficoltà. Diciamo che tutti questi provvedimenti messi assieme stanno contribuendo a muovere, come dicevano prima i cittadini, quello che è il problema principale per l'Italia, il lavoro. Il secondo problema, abbiamo sentito che la scuola e la ricerca, piaccia o non piaccia, questo governo fino ad oggi ha stabilizzato 96.000 precari. Abbiamo sentito dire da una parte che sono delle assunzioni che non dovevano essere fatte dal centrodestra, da qualcun altro, la parte di sinistra, dice sono troppo poche. Allora io sono sempre... Perché ne erano state promesse di più. Sì, no, ma non è che non vengono fatte, vengono fatte a scaglioni. Certo. Già si sta parlando del secondo scaglione, quindi dire tutto subito è impossibile. Se non si è fatto e si aveva in Italia qualcosa tipo 158.000 persone non a ruolo nella scuola, oggi si sta mettendo mano. 96.000 sono la prima risposta, meglio di nulla. Obbligata, perché c'è una sentenza dell'Unione Europea, come tu sai, su questo, no? Perché non vorrei che fosse, c'è un obbligo che l'Unione Europea, allora, ci può anche essere un obbligo, c'è chi risponde positivamente, in passato c'è chi non ha risposto. Vabbè, non guardare me però. No, ma dico le cose perché dobbiamo smetterla di dire che è mezzo vuoto il bicchiere è anche mezzo pieno, perché rispetto a prima, cioè allo zero assoluto, si stanno dando delle risposte. Da questo punto di vista comincerei a partire per fare un'analisi, perché altrimenti siamo sempre a piangerci addosso e dire che non funziona nulla. Professor Caden, allora il bicchiere è mezzo pieno? No, bisogna riempirlo il bicchiere, sì. Per cui se siamo arrivati a metà è un buon segno. Bisogna mantenerlo a metà, ma bisogna riempirlo. Allora, è chiaro che il mondo sta cambiando, non dipende solo dall'Italia o colpa dell'Italia, è colpa di tanti fattori che sono intervenuti in questi ultimi anni e non c'è stata la capacità di chi manovrava, del manovratore del treno, di frenare o di accelerare al momento giusto, e siamo trovati in questa posizione. Adesso facciamo di necessità virtù, cominciamo a muoverci. Allora, io sono sicuro che Renzi ha dato una spallata, quantomeno ha creato un po' ha rimestato tutto, quella vecchia situazione che si era incancrenita prima, che si era immobilizzata, si è mossa. Credo che ha dato anche uno spazio alla destra di crescere, e questo spazio dovrebbe essere una destra coesa e forte, che non supporti la sinistra, perché il rischio è questo. E quando Berlusconi, se è vero quello che ha detto, che ha dato una mano a Renzi in funzione delle sue necessità aziendali, direi che è una cosa un po' strana in un paese democratico. Vuol dire che se la fanno, se la contano, se lo dicono. Renzi mi pare si sia sbarcato rapidamente, dicendo che la persona coinvolta era un'altra. Bisogna che la politica scenda in terra, cioè bisogna che la politica prenda atto non di regalare a pioggia, che poi per carità anche la pioggia serve, anzi guai se non ci fosse, gli 80, 100, 200, 500 euro, ma poi questi sono provvedimenti d'urgenza, è superare una crisi che poi deve finire immediatamente. Ma come faccio poi a far ripartire il treno? Devo rimetterlo in moto. Come devo rimetterlo in moto? Noi abbiamo in questo mondo che abbiamo creato, dove l'operatività, la produzione è determinata in una certa maniera, bisogna rimettere in moto questa produzione, e bisogna assolutamente abbandonare l'idea della Cina, perché questa illusione che andiamo a fabbricare in Cina e poi la vendiamo in Italia vuol dire che alla lunga gli operai italiani non sono in grado di comprare neanche la roba cinese, no? E ci stiamo andando. Antesignano fu Benetton, parlo di 40 anni fa. Allora, bisogna rilanciare. E bisogna rilanciare che cosa? Un prodotto che in altri paesi non si può produrre, quindi la fantasia, la capacità, la tecnologia e tutto il resto. E questo è fondamentale.
poi quello che un governo o comunque uno Stato deve tenere presente, che non può continuare a vendere i gioielli di famiglia, cioè non si può continuare a vendere le grosse industrie, perché alla fine noi siamo dominati dagli altri. E soprattutto i grossi centri commerciali, che sono per la maggior parte multinazionali, depauperano la struttura economica del paese, perché portano fuori i soldi, non li lasciano in Italia. Sì, è vero, danno i 30, 40, 50, 100 posti di lavoro, ma non è quello che fa. Quello che invece bisogna dare fiducia, delle limitazioni, secondo quello lei. a cui bisogna dare fiducia è alla piccola e media industria, oltre chiaramente la grande industria se c'è e se è in grado ma quella deve essere in grado di mantenersi, l'artigianato soprattutto, perché quello che lavora sul territorio cresce, è quel mosaico, no, che crea poi l'immagine grande dell'Italia, che è importante. Certo, Gastaldon volevo intervenire. Sì, chiedo scusa, prima non ho risposto a una giusta sollecitazione dell'amico Motta, interventi dello Stato nell'economia. Io sono tra quelli che dicono finché lo Stato interviene probabilmente il sistema non riesce ad autoregolarsi, gli interventi devono essere pochi e selettivi. Cito oggi ad esempio per la Campania, tutto ciò che riguarda il risanamento ambientale, il governo ha stanziato 600 milioni, terra dei fuochi, risanamento di Bagnoli, ecco che dove ci sono le criticità si deve intervenire. Dire un po' a tutti perché così lo Stato mette in moto l'economia, non mi trova d'accordo, non hai detto questo, non ti ho detto che questa è la tua affermazione, però tu hai detto un intervento dello Stato. L'intervento dello Stato deve essere secondo me mirato, selettivo e limitato nel tempo, altrimenti andiamo a drogare oggi un'economia che deve confrontarsi con il resto del mondo e solo se competitiva riesce ad avere una vita duratura. Oggi i veri interventi economici sono quelli che arrivano dalla Comunità Europea. Moltissime delle nostre regioni non sanno spendere i soldi che ci sono. Non è il caso del Veneto. Anche il Veneto ha investito tutto, ad esempio nella banda larga negli ultimi 5 anni è riuscito a spendere tutti, in tanti altri segmenti tipo i Poro. Abbiamo visto tipo i Poro, ho visto perché da amministratore molte cose non sono state spese. Bernardo, sentiamo, prego. La nostra regione è al primo posto come spesa dei fondi europei in Italia, l'abbiamo visto chiaramente la scorsa settimana nel report in Consiglio regionale dei fondi europei, sia nel POR ma in tutti gli altri aspetti dei fondi. Scusa, finisco. Anche non ho detto non volevo interrompere, che non li spende, ho detto scusami, che non è tra le più virtuose, ma non li spende tutti. Cioè abbiamo l'impossibilità da parte delle realtà locali di mettere a terra, di sfruttare tutti quei finanziamenti che l'Europa ci trasferisce, vuoi per la burocrazia che sia essa statale, regionale, comunale, purtroppo i soldi ci sono e quindi questo è l'intervento statale o addirittura europeo e questi sono i soldi che devono essere sfruttati con dei progetti mirati, oculati, anche di lungo periodo e non chiedere che lo Stato intervenga nell'economia drogandola. L'abbiamo già visto in passato, purtroppo questo non avviene in modo positivo nel lungo periodo. Se noi diciamo le grandi opere, risanamento ambientale, anche in questo settore ci sono i soldi, bisogna riuscire a spenderli. Ma lo Stato fa allora quando si fa l'investimento sulla TAV, quelli non sono soldi, non c'è un intervento pubblico nell'economia lì. Quando si fanno gli sgravi per le assunzioni, quello non è un intervento pubblico. Allora io non ho detto che bisogna fare interventi, ci sono interventi e interventi. Io penso che in questa situazione di crisi strutturale del lavoro, dove tutti gli economisti dicono che non basterebbe neanche una ripresa che riportasse il PIL ai livelli pre-crisi per avere automaticamente la stessa occupazione che si aveva prima della crisi, c'è bisogno di un'altra entità di intervento pubblico. Tipo? No, c'è bisogno di un intervento massiccio che non significa regalare i soldi, significa dire che si fanno determinate cose che non sono le grandi opere inutili sulle quali magari c'è qualcuno che si mangia le tagne. L'ho detto prima, tipo fare un grande investimento di alcuni milioni di euro per rimettere in sesto le spiagge, i fiumi, i torrenti e le montagne di questo territorio che franano ogni volta che c'è una pioggia e che dopo costano ancora di più alle collettività, perché quando si fanno le grandi opere in questo paese si pensa di fare i grandi ponti o addirittura i ponti sullo stretto e magari i tunnel sotto le montagne, ma non ci si prende cura dei torrenti di Genova. Come ti do un dato, un anno fa ad Olbia c'è stata un'esondazione, sono stati messi i soldi,
Quest'anno ad Olbia c'è stata l'esondazione, sai di quei soldi quanto è stato speso? Zero. Ma questo è mica. Questo è colpa di chi ha governato Bravissimo, ed è quello che non era giusto. probabilmente Olbia non è governata in questo caso dal governo. Faccio un esempio e lo ripeto: Olbia un anno fa ha messo i soldi da questo governo, ad oggi non sono stati spesi da quella realtà locale. Probabilmente Quindi non sono i stati soldi ci dati. sono. No, scusate, abbiamo il Veneto 2010, ci sono famiglie venete dal 2010 che ancora attendono i rimborsi per delle spese anticipate. Ora, non voglio sentire chi c'era nel 2010, 2011, 2012, ma dal 2010 ad oggi non sono state rimborsate le famiglie che hanno sostenuto le spese. Prima cosa, io aggiungo solo... Allora, i problemi sono due principalmente, perché altrimenti tanti milioni, centinaia di milioni poi alla fine non vengono spesi, anche perché spesso si dicono che ci sono ma non vengono erogati. Allora, se si vuole fare qualcosa bisogna pensare alle imprese italiane, perché sono le imprese che danno il lavoro, e sono d'accordo su una parte di politica di origine keynesiana, cioè se lo Stato non dà quell'impulso di grandi opere, non a pioggia, di grandi opere che rimette in sesto il lavoro, l'economia e ridia la possibilità alle aziende di lavorare, che mi dispiace ma se l'Italia si è ripresa è soltanto per l'export, ma l'export vuol dire che si esportano merci ma all'interno del mercato italiano non si vende niente, le famiglie non lavorano, prima cosa. Secondo, le imprese, è vero che abbiamo dei gioielli, sono d'accordo che non vadano svenduti, però la piccola e media impresa e soprattutto l'artigianato, il commercio e così via è quella che risente molto della tassazione, più tasse meno dipendenti. Un esempio per tutti: ditta individuale, dall'anno scorso, circa un anno e mezzo fa, una ditta individuale è vero che versa le tasse, le imposte sul reddito dell'anno precedente, però nessuno dice che a dicembre deve versare il 100% delle tasse per il 2016 che ancora non ha fatturato. Allora, un negoziante, un rappresentante, un piccolo laboratorio con 10 dipendenti, come fa a mantenere i dipendenti se tutto il guadagno che ancora, l'ipotetico guadagno, l'ipotetico fatturato anzi che dovrà sostenere nel 2016, gli viene automaticamente mangiato entro il 16 di dicembre? C'è qualcosa che non va. Io, piccola ditta individuale, non posso fatturare 10 volte per prevedere un eventuale fatturato successivo e lo devo pagare in anticipo a dicembre. Questo porta a dei licenziamenti. Non c'è nessun sgravio fiscale efficace anche per le spese familiari. Prego. Certo, Alessio Zanon. Io dopo dobbiamo andare osservavo in come l'esponente di SEL è andato giustamente a portare la sua solidarietà a Tribano. Però se faceva 10 km più in là arrivava anche a Bagnoli e poteva portare benissimo la sua solidarietà ai cittadini italiani in balia degli extracomunitari o meglio ancora chiamati profughi che stanno vivendo una situazione tremenda. Vogliamo fare delle azioni importanti in questo paese? Incominciamo a parlare e a discutere di questa situazione, mandiamoli a casa. Allora questi soldi che veniamo recuperati investiamoli nella nostra attività. Il presidente Renzi ci ha riempito la testa col ritrattare tutto con Bruxelles, non è mai andato e ogni volta che va a Bruxelles torna a casa sempre più punito di quanto è partito. Allora se lui non va a battere i pugni dove si deve fare, non potrà mai ripartire questa economia. Un'economia che vuole i ponti, vuole le gallerie, perché vuole dare modo di lavorare, vuole dare futuro a questo paese. È giusto, bisogna prevedere anche ai fiumi, al nostro territorio, abbiamo visto, però una cosa voglio dare atto al presidente Renzi e godo quando vedo la sinistra che si combatte fra di loro, godo perché vuol dire che Renzi è stato più bravo di noi a far fuori i comunisti, cioè è una battuta però è la realtà. Però, caro amico di SEL, se vogliamo rimodernare questo paese non possiamo andare indietro come i gamberi. Potevi andare a Bagnoli a vedere cosa succede ed è perché quello che ci portiamo in Italia che ci blocca il 50% della nostra voglia di poter lavorare. Ascolti, Bagnoli avevamo ospiti la settimana scorsa in studio. su questo brevemente. Io non sono, vedo che il processo di leghizzazione di Forza Italia è ma no, per amor di Dio, diciamo leghizzazioni, guardi che anche non sono morto democristiano, non morirò leghista, ma diamo, dai. Attribuire, non so se questo è un tentativo di risollevare le sorti di Forza Italia. Si risolve da solo, non preoccuparsi. Attribuire ai profughi che scappano dalla guerra in Siria la crisi economica in Italia. Non abbiamo neanche uno in Italia, di profugo che scappa dalla guerra in i richiedenti asilo che sono ospitati. I richiedenti asilo che sono ospitati, attribuire a costoro
le colpe della crisi è una forma di sciacallaggio politico. E guardate che su questo non c'è, come dire, distinzione col governo Renzi, perché su questa questione io penso che si possa fare di più. Innanzitutto bisogna ricordare che in Italia c'è una legge sull'immigrazione che avete fatto voi. E che voi avete cancellato, Avete depenalizzato, voi. e che voi avete depenalizzato Buono, togliendo il reato di clandestinità. C'è una legge Buono. sull'immigrazione che non funziona, e talmente non funziona che voi dovreste lavarvi la vostra coscienza della Bossi-Fini. Dopodiché, qualunque cosa succeda, non ci sarà dal mio punto di vista, anche a costo di perdere voti, perché io lo so che ogni volta che dico queste cose perdo voti, ma non me ne importa nulla, perché preferisco perdere voti piuttosto che perdere umanità e dignità politica, perché siete degli sciacalli politici quando dite che è colpa dei profughi se c'è la crisi. Ma quando mai? Questo è inaccettabile. Dobbiamo andare in pubblicità, voi continuate pure a discutere come avviene di solito in questa trasmissione, e con i telespettatori ci vediamo tra 2 minuti. A tra poco.